Salve signori, salve maestro, saluti sempre in italiano perché oggi siamo al nord e oggi siamo anche a Milano. In questa Milano piena di nebbia, di pioggia, di grande di neve. Ma oggi non è che oggi io non vedo neanche una nuvola, neanche una nebbia, di solito piove, cade la neve a Milano, ma oggi non c'è neanche una neve, neanche una grandola. Siamo a Malpensa. E perché noi oggi siamo qua? Perché la gente, siccome pensa male, noi siamo qua per fare pensare bene ai milanesi, per dare un futuro ai milanesi, per dare Noi. E in quale modo? Perché la città milanese è piena di smog. Bravo. E noi abbiamo trovato la soluzione per togliere lo smog. E qual è la soluzione? La soluzione è andare con un aspirapolvere grandissima e risucchiare questo smog. Questo lo può fare il comune. Ogni singolo cittadino cosa dovrà fare da casa? Da casa ogni singolo cittadino deve uscire con l'aspirapolvere. E lei oggi convincerà i cittadini milanesi ad uscire con l'aspirapolvere. Bravo. E non solo questo, pure deve fare in modo tale che deve creare le macchine, non dica d'acqua, ma quando minimo una cosa che non inquina. Scusami, siamo nel 2011, le tecnologie ci sono, quindi fate le tecnologie di non inquinare l'aria, la natura. Maestro, siamo al centro della città più potente dell'Italia. Perfetto. E con queste milanesi alle nostre spalle, che sono strane le milanesi, sì, con queste milanesi alle nostre spalle lei si impegnerà, maestro stia attento, a convincere i milanesi a togliere lo smog. Lei è convinto? Sì, riuscirà? Sì. Però sono strane le milanesi. Sì. In questa giornata proprio di pioggia, di neve, qui a Milano di nebbia, forse perché non si vedono bene. Adesso io le affido il microfono. Grazie. E lei si verso i milanesi? Per lo smog c'è una soluzione. Prego. Allora, io vado. Allora, vado. All'improvviso su così cosa fa? Butta le zampe e si ferma proprio là. Non vuole andare né tornare più in città. Il suo padrone non sa proprio cosa fare. Buongiorno. Siamo qua a Milano per risolvere questo problema dello smog. Speriamo che ce la facciate allora. Qual è la soluzione dello smog? Noi vogliamo usare la soluzione che ogni mattina dalle finestre con l'aspirapolvere aspirano al contrario di quando spruzzano le lacche, al contrario. Signora, scusa, un'intervista per lo smog di Milano. E la polvere che adesso c'è. Sì. Come si deve fare? Che cosa ne pensa lei per togliere questo smog? Non si sa più a chi chiedere. Bisognerebbe andare tutti a piedi. Spegnere le caldaie? Sì. La soluzione per togliere questo smog? Stanno cercando di risolvere un problema che non si può risolvere sicuramente con l'Ecopass, creando anche forti disagi. Io lo so, abito qua. Sì, ma dico questo smog però si può levare usando l'aspirapolvere per 10 minuti ogni famiglia che l'aspirano. Lascia che sia respiro. Quindi la soluzione è questa. Che aspira e tutto l'inquinamento se ne va nel cassetto dell'aspirapolvere e basta. E in più usare ogni mattina per 10 minuti l'aspirapolvere tutti per tirare e vi mettete tutti d'accordo. Quindi voi pensate che il problema si può risolvere, giusto? Tirano il veleno, tirano lo smog e provate, se ognuno di noi usa l'aspirapolvere 10 minuti al giorno magari. Lascia che sia respiro. L'aspirapolvere, perché come la marmitta la butta fuori, bisogna prendere per ogni famiglia l'aspirapolvere almeno per 10 minuti. Se no fate 5 all'ingiù e 5 all'insù. Mi scanso di buttare veleno con le marmitte, si aspira con un'altra marmitta. Fatelo domani mattina, mi raccomando ragazzi, per il bene del paese e della nazione. Non è che domani mattina si affaccia alla finestra senza aspirapolvere. A che ora?